Vi ricordo che cos'è il cruscotto di monitoraggio. Al suo interno ci sono alcuni indici di riferimento che sono predefiniti, che verranno esposti in questa giornata di formazione. In particolare l'attivazione del cruscotto di monitoraggio serve a monitorare le performance dei servizi di dematerializzazione che avete attivato in questi 2 anni di avviamento di Veneto Escape, ed è tra virgolette un sistema di controllo sovraziendale, controllo nel senso che voi, inserendo i dati, avrete idea e capirete come sta procedendo la vostra azienda sui servizi. Al suo interno poi ci saranno appunto vado avanti, ok. Questi indicatori e soprattutto tutto quello che andrete a inserire nel cruscotto ha una ratio derivata dal fatto che abbiamo stabilito e abbiamo sottoscritto insieme una convenzione all'inizio del progetto, nel quale vi è un impegno di Arsenal a fare alcune attività e vi è un impegno nelle aziende, nello specifico sono stati individuati 6 referenti per ogni azienda sanitaria, che si impegnano a supportare il consorzio per quello che riguarda la propria azienda nelle attività specifiche trasversali. Quindi ovviamente l'obiettivo del consorzio è quello di erogare i servizi a beneficio di tutte le aziende per Veneto Escape, e poi invece le aziende sanitarie, quindi gli obblighi delle aziende, è quello di assicurare la collaborazione e la cooperazione del personale, come è sempre avvenuto. Che cosa stabilisce ancora la convenzione che abbiamo sottoscritto? Che le parti ovviamente si danno reciprocamente consenso per il trattamento dei dati, quindi quello che andrete ad inserire sarà trattato col massimo rispetto della privacy secondo la normativa vigente. In più vedrete che i dati inseriti, richiesti quindi nella compilazione dei questionari, verranno trattati appunto per mezzo delle operazioni che sono fattibili e che sono ammesse dalla 196/2003, quindi raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione e consultazione dei dati. Poi vi spiegherò chi può vedere e cosa può vedere, elaborazione, comunicazione, estrazione, selezione, confronto e anche blocco o cancellazione dei dati nel qual caso debba essere necessario farlo. Questa presentazione voleva un attimo essere un riepilogo di quello che avete visto nelle varie rendicontazioni che abbiamo subito, alle quali voi avete dovuto rispondere nel corso del progetto, per le quali avete sempre sentito parlare di attività di Veneto Escape e di servizi realizzati attraverso il progetto. Il cruscotto di monitoraggio è uno dei servizi che Veneto Escape deve erogare, ai quali deve rispondere per riuscire ad ottemperare agli obblighi del progetto. E questo servizio in realtà sottostà a 2 attività che voi avete nel progetto esecutivo che vi è stato inviato e che è un allegato della convenzione sottoscritta. In particolare risponde a 2 attività. La prima è quella di attività di rilevazione dei dati, perché solo questo dovrete fare per Escape in questo momento. Il cruscotto è proprio l'attività di rilevazione dei dati. Quindi preparazione e distribuzione dei questionari, che è quelli che noi abbiamo predisposto e di cui oggi parleremo, e vi chiederemo appunto di dire la vostra e di darci tutte le osservazioni del caso. La raccolta dei dati è proprio il fatto che voi compilate i questionari. La seconda attività invece è a capo nostro ed è quella dell'attività di analisi. Questi dati che analizzeremo, raccoglieremo, serviranno a elaborare un modello di studio che sarà oggetto di pubblicazioni, valutazioni e quant'altro, proprio come è stato fatto nell'Escape di URSS 9, quindi diciamo l'oggetto del riuso. Avremo dei dati a disposizione di tutte le aziende sanitarie che capiranno e avranno evidenza del lavoro fatto in questi 2 anni in regione. Quindi, detto le attività, vi dico quali sono i servizi. Allora, la Convenzione indica che a fronte degli obiettivi di progetto ci siano in particolare delle attività progettuali da fare e dei relativi servizi da attivare. I servizi sono complessivi, cioè quelli di firma, archiviazione, distribuzione al cittadino, distribuzione interna, conservazione, quelli di cui abbiamo sempre parlato. In più ci sono i cosiddetti servizi di completamento, cioè quelle cose in più da prevedere nell'anno di esercizio, che è questo anno. Come sapete bene, è scaduta la milestone di
di progetto a fine del 2011, siamo entrati nell'anno di esercizio, avremo l'ultima tranche di finanziamento se passiamo l'ultima milestone, che è il 22 dicembre di quest'anno, del 2012, e poi sarete rimborsati di tutti i finanziamenti dati a noi e per le attività che avete fatto. La produzione di questo cruscotto di monitoraggio quindi è all'interno della chiusura del progetto e vi ricordo che il 22 dicembre finiscono completamente le attività progettuali e devono essere realizzati tutti i servizi previsti da Veneto Escape. Qual è lo stato di avanzamento delle ULSS? Qui non vi ho detto chi è partito, chi no, non vedete il dettaglio delle aziende, però vedete che all'interno del rettangolo verde ci sono tutti i servizi cosiddetti chiamati servizi appunto basici di Veneto Escape, che voi avete autocertificato l'avviamento o la presunta data di avviamento per chi non l'avesse già fatto entro il 22 dicembre, quindi tutte le aziende in questo momento hanno un prospetto in mano con l'attivazione o meno dei servizi di Veneto Escape. Sono stati ovviamente considerati positivi chi aveva dato una fase di attivazione, anche se era oltre il dicembre 2012, purché avesse preventivamente considerato all'interno della propria azienda una programmazione dell'attività da svolgere, in modo che non ci troviamo a fine di quest'anno con dei dati vuoti o nulli su alcuni servizi di progetto. Invece il rettangolo che riguarda il giallo, quindi la fase di attivazione per la milestone, siamo nei tempi ovviamente, il termine ce l'abbiamo a fine di quest'anno, gli altri servizi oltre al cruscotto di monitoraggio sono tutti in capo ad Arsenal, perché sono le valutazioni di impatto di cui vi ho parlato prima, quindi sono studi che noi dovremo fare per conto delle aziende sanitarie. Quali sono i prossimi passi? Ricapitolo, dobbiamo mettere a regime il progetto, il che significa finire le attività previste. Le attività sono di analisi, sono in capo ad Arsenal, la manutenzione dei servizi che voi avete acquisito nel corso, che avevate già rendicontato o acquisito ovviamente, quindi sono fatture di manutenzione e quant'altro come vi è stato chiesto in rendicontazione. La conduzione è un'attività da fare insieme per portare avanti a regime quello che avete acquisito. La promozione del progetto è in capo ad Arsenal, questa attività la stiamo già portando avanti con la maggior parte delle aziende. Chi non è ancora partito su alcuni servizi, la massima disposizione come richiesto dalla Regione per supportarvi in modo di avere la maggior parte della percentuale di utilizzo dei servizi. A regime i risultati. Dobbiamo attivare i servizi e avere i volumi. Cosa vuol dire per noi attivare i servizi? Vuol dire fare aggiornamento dove lo ritenete opportuno. Qualcuno aveva già rendicontato servizi già attivati, ha fatto degli aggiornamenti, ha applicato la firma digitale ad altre risorse di documenti o ad altre cartelle che producono appunto documentazione clinica. Benissimo, fa parte di Veneto Escape, è una delle attività dei servizi che dovevamo fare. Lo standard di codifica, stiamo procedendo con il LOINC adesso nell'area veneziana, l'area veronese ha già finito l'attività e provvederemo entro fine anno a fare in modo che tutti i clinici di riferimento per il laboratorio siano messi in conoscenza del lavoro e diano il loro know-how a questa attività. Il cruscotto è l'attività di cui parliamo, è il servizio di cui parliamo oggi e capiremo quali sono gli obiettivi e che cosa vi chiediamo di fare. L'ultimo servizio che manca sono gli studi di valutazione di impatto. Andrea Favaro poi vi spiegherà che cosa vuol dire fare le valutazioni di impatto e quali sono gli indicatori che andremo a monitorare, soprattutto dal punto di vista economico, perché capiremo quali sono i risparmi che siamo riusciti ad ottenere attivando i servizi di Escape in tutta la regione. Adesso ho chiesto a Carlo Giordani di fare, essendo ULSS 9 antecedente del progetto, uno sforzo e compilare per primi il questionario che vi è stato inviato ve l'ho mandato a novembre e vi ho inviato delle mail solo a titolo informativo per rendervi conto di quali sarebbero state le domande o meglio i dati che vi avremmo chiesto. Mi sono arrivate dei chiarimenti, delle critiche, delle osservazioni. Oggi quindi vedrete qualcosa che è leggermente diverso a quello che vi ho dato. Vi chiederò conferma e partecipazione sulle decisioni che abbiamo preso. La prima, ovviamente, azienda che ci ha fatto in collaborazione, che ci ha fatto delle osservazioni, è ULSS 9, che ha dovuto cercare nei sistemi e capire come tirare fuori i dati richiesti.
anticipo, i dati richiesti non sono stati richiesti a caso, ma perché c'è una valutazione di ULSS 9 fatta anni fa su Escape, motivo per la quale Escape è stato messo a riuso. Quindi quelle domande sottendono degli indicatori ben precisi che DigitPA ha chiesto e voluto vedere in tutte le rendicontazioni e le milestone che il progetto ha superato. Quindi c'è una ratio, anche se in alcune domande poi verrà fuori, mi chiederete ma perché ci fai questa domanda? La domanda nasce da degli indicatori definiti a livello nazionale nel volume 12 del DigitPA. Passo la parola a Carlo che vi descrive un attimo ULSS 9 cosa ha fatto. Sì, buongiorno a tutti. Al di là dell'importanza, diciamo, di raccogliere i dati, che poi è ai fini anche di progetto, di rendicontazione, eccetera, il mio intervento vuole essere più che altro dire l'importanza concreta di poter vedere questi dati, perché il fenomeno Escape, cioè la dematerializzazione dei referti e tutto quello che ne consegue, il cosiddetto appunto ciclo Escape, è un fenomeno forse più complesso di quanto possa apparire diciamo sulla carta, no? Forse non estremamente complesso, ma comunque che ha delle sue sfaccettature, per cui in questo schema molto semplice vediamo come un produttore dei dati, che è l'ospedale, fondamentalmente, quindi facciamo l'esempio degli esami di laboratorio o di altri servizi, deposita all'interno del repository i suoi dati, ne è primo fruitore all'interno, ma poi può dare questi dati all'esterno, appunto con lo scarico da internet, oppure anche su sportelli, distretti, farmacie, RSA. Quindi un primo dato che viene monitorato nel cruscotto è anche questo, ed è un dato estremamente importante, perché se noi non monitoriamo questi dati facciamo fatica a capire il fenomeno, anche i bisogni di una popolazione. Come mai monitoriamo ad esempio lo scarico presso CUP distretti, supponiamo di avere un 80% ancora di referti per cui il cittadino si reca in queste sedi, è chiaro che uno si pone la domanda: come mai non ho un 80% piuttosto nello scarico da internet, o come mai vedo che vanno tutti nelle farmacie, c'è qualcosa che non funziona. Quindi in sostanza il monitoraggio di questi dati, nel caso della nostra ULSS in qualità appunto di ente cedente, sicuramente è stato un monitoraggio importante, perché ci ha indirizzati poi nello sviluppo e anche nel perfezionamento un po' pian piano dei servizi. Nel nostro caso questa è una slide ancora piuttosto vecchia, perché è aggiornata a gennaio 2009, però il motivo è che poi fondamentalmente nell'ULSS 9 ci si è attestati ad uno scarico del referto che via internet si attesta attorno a un 70%, e anche questo è un dato significativo che può essere utile anche di confronto con le altre aziende, per capire se ci sono poi, qual è l'ostacolo che fa sì che non si arrivi a percentuali più elevate, se è legato alle tipologie di esami, alle tipologie oppure come ho sparsi nei territori anche determinati sportelli, per cui può essere che in centro di Treviso ad esempio, tutto sommato, essendo Borgo Cavalli abbastanza in centro, richiama molti più cittadini che senza scaricarsi da internet trovano comodo anche quel tipo di servizio. Quindi certo che fin tanto che non ho questo dato forse faccio fatica a capire se ho realizzato bene il mio progetto, e quindi faccio anche fatica a capire se l'ho completato. Quindi il monitoraggio dei dati fa sì che io riesca anche a capire, ma ancora oggi con questo cruscotto che sta portando avanti Arsenal con la nostra collaborazione, ancora oggi abbiamo dei meandri da approfondire sicuramente, per cui da queste osservazioni che nascono continuamente programmo anche attività pian piano di raffinamento del sistema. Passiamo un po' anche a vedere il come, nel nostro caso, insomma, a partire dall'architettura, come sia possibile avere questi dati. Non ritengo che siano dati trascendentali assolutamente. Nel caso nostro abbiamo un'architettura che centralizza su un unico repository praticamente tutti i referti di cui si parla su Escape, quindi del laboratorio, dell'anatomia patologica, eccetera. E su questo repository insistono dei sistemi poi di interrogazione e di visualizzazione. Il tutto è
alimentato attraverso anche un motore HL7 che fa confluire questi referti all'interno del repository, che è un repository XDS. L'architettura è quindi questa. Ci sono anche altri referti che adesso io ho visualizzato solo questi primi 6 servizi fondamentalmente. È importante sottolineare che va distinto il ciclo dei referti interni e il ciclo dei referti esterni, perché i criteri di visibilità di questi referti è diverso, per cui anche nelle mie maschere o programmi di visualizzazione di accesso ai dati devo tener conto di questo. Nel caso nostro c'è un unico grosso applicativo che gestisce lo scarico dei referti, sia esso dai reparti, sia esso dai cittadini o dagli sportelli. La piattaforma, forse c'è anche qualcun altro, sicuramente è quella di Solinfo, Data Lete. È chiaro che la piattaforma che do a disposizione all'interno delle unità operative rispetto a una piattaforma che do al cittadino o a un CUP, a un distretto, è una piattaforma, pur appoggiando sui stessi dati, che ha delle logiche molto diverse, ed è anche la piattaforma che mi rende, tra virgolette, abbastanza semplice l'estrazione dei dati, perché in base a come configuro gli utenti all'interno di questa piattaforma riesco a capire chi è estratto, in che momento e in che percentuali, eccetera. Ad esempio questo è un report automatico generato per gennaio per l'estrazione per interni, ed è un report automatizzabile fondamentalmente proprio perché abbiamo forse facilitato al fatto che c'è un unico repository, o comunque facilitato dall'architettura, dalle scelte di architettura. In particolare quest'anno, nello scorso anno 2011, in cui la Regione ci ha chiesto moltissimi dati, moltissime implementazioni sulle lettere di dimissione, sui verbali di pronto soccorso, e in azienda da noi c'era anche un progetto di cartella clinica ambulatoriale che puntava proprio alla firma digitale anche di referti ambulatoriali, che non sta, è un po' al di fuori del progetto, però come azienda ci siamo interrogati anche su alcuni indicatori che a volte non sono così immediati. Il numero di reparti, sono necessarie alcune approssimazioni fondamentalmente. Vedremo una domanda del questionario del Cruscotto riguardo al numero di reparti. È chiaro che già questa domanda potrebbe essere intesa in molti modi diversi. Nel caso dell'azienda URSS 9 abbiamo contato, in maniera semplificando sicuramente, le unità operative complesse, quindi eventuali unità operative semplici contenute sono... Ma questa è una prima approssimazione di poco conto. Nel caso dei referti ambulatoriali, proponendo sempre più di estendere in futuro sicuramente i servizi di dematerializzazione, contare ad esempio percentuali di digitalizzazione di referti ambulatoriali o di altre prestazioni sanitarie che non sono così ben codificate come gli esami laboratorio oppure di anatomia patologica, eccetera, cioè i servizi tradizionali, non è stato per noi così semplice, perché chiaramente non tutte le prestazioni portano dietro un referto, cioè la relazione prestazioni e referti non è una relazione 1 a 1, per cui indicare chiaramente o quanti referti ho redatto in modo tradizionale, quindi su carta e firmati, che è molto difficile da contare evidentemente, o dire in che percentuali li ho firmati, lì dove magari non ho uno strumento informatico che comunque mi gestisce un servizio, un'unità operativa, non è semplice. Nel caso dell'azienda URSS 9 la semplificazione è stata questa, contiamo le visite per definizione devono avere un referto ambulatoriale, per cui è una prima approssimazione, però se io voglio vedere la dermatologia, se mi sta refertando o no le visite e me le sta firmando digitalmente, abbiamo operato in questa maniera. Infine, una piccola provocazione, vedendo il titolo della Federica, l'importanza di monitorare i dati e di raccogliere i dati, mi è venuta in mente la celebre commedia di Oscar Wilde, e quindi il titolo l'importanza di essere onesti, e ho aggiunto con i dati, perché i dati ci dicono moltissime cose. Spesso noi tendiamo, e ho messo appunto il ritratto di Dorian Gray per restare in tema con Oscar Wilde, spesso mettiamo dei dati cattivi che non ci piacciono, li mettiamo in soffitta, non li condividiamo, li cerchiamo di
diciamo di metterli da parte e non ce ne dimentichiamo, sicuramente presi da molte altre cose. Oppure pretendiamo, del caso della regina di Biancaneve, che i dati ci dicano sempre che siamo al top delle performance e tutto sommato ci stiamo muovendo bene. Ecco, probabilmente nell'esperienza nostra, ma penso di tutti, cerchiamo di prendere dai dati sempre lo spunto di migliorare, quindi di vedere nel dato magari che è pure buono ma non completamente buono, di capire esattamente meglio il fenomeno, che poi è penso la caratteristica un po' del nostro lavoro. Grazie.